Lo ha trovato appoggiato al tergicristallo della sua automobile, una BMW parcheggiata all'interno dell'azienda, un bossolo calibro 7,62 di un colpo esploso, una minaccia esplicita, forse un avvertimento. Un ritrovamento comunque inquietante, quello fatto dal titolare della Castelmac, azienda di Castelfranco che ha sede in via del lavoro. Il rinvenimento risale a 5 giorni fa, la denuncia è stata presentata ai carabinieri di Castelfranco ieri. Il gesto al momento non è stato rivendicato da nessuno, ma chiaramente ha generato tensioni e preoccupazioni, non avendo recenti precedenti, perché l'imprenditore castellano è diventato bersaglio delle minacce. È quello che stanno ricostruendo in queste ore i militari dell'Arma di Castelfranco, coordinati dal capitano Salvatore Gibilisco. Il proiettile è stato repertato, molto probabilmente nei prossimi giorni verrà spedito nei laboratori del RIS di Parma, dove verrà sottoposto ad attente analisi. Forse sulla superficie del bossolo possono esserci le impronte digitali dell'autore o tracce di DNA. Il titolare della Castelmac, ditta solida del territorio, al momento preferisce non commentare quanto accaduto. Al momento non è esclusa nessuna pista, sia quella interna sia quella esterna, forse legata a realtà concorrenti. In questo periodo l'azienda è inoltre coinvolta in importanti attività di assorbimento di altre ditte operanti nel settore della refrigerazione, operazioni che, non escludono i carabinieri, potrebbero aver suscitato in qualcuno una reazione sulla quale ora si concentrano le indagini.